Assessore Lucchetta, si sta parlando in questi giorni di una nuova convenzione in tema di asili. Di che cosa si tratta? Ci può spiegare meglio? Si tratta della convenzione con Riserva Posti e praticamente consiste in un accordo tra appunto il comune e asili nidi pubblici o privati per appunto garantire un certo numero di posti ai bambini e alle bambine residenti all'interno del comune stesso. Il comune di Pieve di Soligo ha appunto aderito a questa convenzione con i 2 asili nidi accreditati, ovvero l'asilo nido Origami, situato all'interno dell'azienda OMS di Pieve di Soligo, gestito dalla cooperativa Insieme Si Può, e l'asilo nido Il Mio Nido di Solighetto, all'interno della scuola materna Monumento ai Caduti, appunto di Solighetto. Questa convenzione prevede, oltre alla riserva di un numero di posti appunto per i bambini residenti, il comune di Pieve di Soligo ha devoluto un contributo economico appunto a queste 2 strutture, dove una prima parte verrà utilizzata a sostegno delle famiglie per il contenimento delle rette e una seconda parte andrà agli asili stessi per il miglioramento dei servizi con appunto l'acquisto di nuovi materiali didattici, ludici e quant'altro, insomma. Questa convenzione è già in atto e ha per caso una durata? Allora sì, questa convenzione è in essere, fa parte di questo anno scolastico 2024-2025. Abbiamo partecipato entro i tempi termini previsti, che appunto erano il 31 maggio, e abbiamo in progettualità futura quella di riconfermare questa convenzione per appunto l'anno scolastico 2025-2026.